Si è svolto stamani un sit-in di protesta in difesa dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, una manifestazione sicuramente ben riuscita, con tanta gente che ha partecipato al corteo che è partito da piazza Saverio Friscia per giungere in piazza Angelo Scandaliato, dove si sono tenuti gli interventi dei sindaci, dei deputati regionali del territorio. Sciacca, ma anche il territorio circostante, ha risposto con forza all'invito espresso dagli organizzatori ad essere presenti per manifestare in difesa del nosocomio saccense per una sanità più efficace e più efficiente. Presenti diversi sindaci della provincia, i parlamentari regionali Catanzaro, La Rocca Rubolo e Pace, i sindacati, il cartello sociale, gli studenti, gli istituti superiori di Sciacca, tanti commercianti che hanno deciso in loro autonomia di tenere chiuse le proprie attività per essere presenti al corteo e tanti cittadini di Sciacca e del comprensorio che hanno partecipato alla manifestazione. A difesa e tutela della salute di questo territorio. I sindaci, qui siamo a rappresentare i nostri territori insieme ai cittadini e alla deputazione regionale e nazionale, vogliono ancora una volta ribadire il concetto che l'ospedale di Sciacca, da DEA di primo livello, quale era sulla rete ospedaliera. Continuiamo quella grande vertenza che come cartello sociale abbiamo aperto il 17 giugno ad Agrigento con oltre 4.000 cittadini agrigentini in piazza per gridare il proprio sdegno contro la politica del governo regionale e nazionale che sostanzialmente hanno deciso di privatizzare il servizio sanitario. Il nostro paese non ce lo può consentire, c'è troppa gente povera, troppa gente che non lavora, troppa gente che pur lavorando non ha la condizione di serenità. Pertanto a sostegno di questo ospedale di Sciacca pubblico, ma soprattutto a sostegno di un servizio sanitario efficiente e di qualità.